Siamo a Belpasso, ci troviamo presso la Fondazione Romeo Sava. Oggi importante appuntamento, l'inaugurazione di un campo grazie alla solidarietà offerta da Massimo Condorelli. E così è arrivato questo fatidico giorno dell'inaugurazione di questo campetto presso l'Istituto Romeo Sava. Abbiamo con noi il donatore ufficiale, ovvero Massimo Condorelli, che è arrivato finalmente qui pimpante per questa bellissima serata per regalare ancora una volta a tanti bambini un campetto che necessita in questa zona storica anche di Belpasso. Sì, io dico che oggi è sicuramente un giorno di festa per questi bambini, per questo bellissimo e lieto evento. Consegno questo campetto che dopo 35 anni torna a risplendere, come potete vedere in questo istituto, donandolo anche di erba sintetica, che è questa innovazione degli ultimi anni, quindi un campetto nato in cemento armato che vede adesso dopo 35 anni prendere la forma di un vero e proprio stadietto. Io lo chiamerei il Sava Stadium di Belpasso per questi ragazzi, che sicuramente per loro sarà molto importante per le loro ore e per le loro giornate di festa. Una voglia matta di rimettersi in gioco anche con la donazione fa bene alla solidarietà. Ma sì, questi sono sicuramente, non è la prima che io faccio e non sarà neanche l'ultima, ne ho già fatte tante. Questa mi piaceva farla a Belpasso, un paese che mi ha accolto a braccia aperte e mi sta dando grandi soddisfazioni, quindi per me era importante fare qualcosa di bello all'interno di questo paese. Tanto ci sarà ancora da fare e tanto faremo, però questo era un primo importante tassello che volevo a tutti i costi consegnare entro la fine di questo anno. Ci siamo riusciti e stasera consegneremo appunto all'istituto, alla Fondazione Romeo Sava e soprattutto a questi ragazzi quello che vedete dalle immagini. Grazie all'interessamento di Massimo ci siamo incontrati un giorno, gli ho espresso qual era il nostro desiderio di avere un campo con erba sintetica per i nostri ospiti che abbiamo qui piccolini, per poter giocare in tranquillità, che diventa anche un problema di sicurezza. Lui si è fatto carico di prendersi questa briga, di voler fare questa bella beneficenza per questi ragazzi, in modo che possa anche lasciare per il futuro nell'istituto il suo nome, perché l'istituto è una fondazione, ha ricevuto anche in passato altre donazioni, quindi andiamo avanti con le donazioni, più ce ne sono e meglio è. Però l'impegno che Massimo ha messo, la sua testardaggine, volontà, ha fatto sì che nascesse questa bella struttura che oggi la possiamo inaugurare finalmente. Siamo con il vicepresidente della Fondazione Romeo Sava, siamo con Carmelo Signorello. Aggiungiamo qualcosa in più dopo le parole anche del presidente, a dimostrazione di un gruppo che lavora soprattutto nel campo del sociale, importantissimo per una realtà così come quella di Belpasso. Quello che posso dire, confermando quello che ha detto già il presidente Carlo Sinatra, è un onore per noi portare avanti quel disegno che il nostro padre Vasta allora è riuscito a immaginare e a portare a frutto, coinvolgendo il fondatore, l'ingegnere Sava. Stiamo parlando del 1953, l'atto costitutivo della fondazione risale al 1953 e poi cominciò a operare nel 1956, quindi ha una storia lunga, un'opera meritevole, un'opera che ha coinvolto non solo i fondatori ma anche molte persone che si vedono così trasportati in questo gesto di generosità nei confronti dei bambini, delle persone più deboli, e
ciascuno di loro per quello che può fare riesce a dare un contributo notevole che commuove. Questa struttura, ripeto, ha una storia, sono state fatte tante opere nel tempo. Questo campetto era diventato veramente anche pericoloso, perché il fondo in cemento poteva essere anche pericoloso per i bambini che vi giocavano. Quindi il gesto di Massimo Condorelli è stato molto gradito, apprezzato, contribuisce a crescere quelle che sono le risorse che la Fondazione ha, perché e contribuisce anche a dare nuovi spazi di gioco ai bambini che li ospitano. Per noi, ripeto, è un onore far parte dell'amministrazione di una fondazione che ha una storia, opera da oltre 60 anni per i bambini e con frutto, perché nel momento in cui noi vediamo che i nostri ospiti giocano, sorridono e sono contenti di trovarsi qui, quella per noi è la nostra più grande gratificazione. Più di questo. Beh, devo dire che noi abbiamo questo compito che ci viene anche dal nostro stesso lavoro, cioè di mettere a disposizione la nostra popolarità, se vuoi, per fare delle cose che servono a chi ha bisogno. Quindi mi ha chiamato il mio amico fraterno Massimo Condorelli e quindi non potevo mancare, peraltro a Belpasso, un paese al quale sono particolarmente legato per motivi familiari. E poi questa è una bellissima iniziativa, perché dare un campo di calcio ai ragazzi, ai bambini che sono ospiti di questo istituto, che è l'Istituto Sava, credo che sia un dono straordinario. Io dico sempre che un campo di calcio in un quartiere, in un posto, in un istituto diventa un elemento fondamentale, perché toglie dalla strada molti ragazzi, dà loro la possibilità di giocare, di ritrovarsi, di crescere insieme. E quindi lo dico da sempre, anche nei quartieri di Catania bisogna fare più campi di calcio o strutture sportive che servano appunto per aggregare e per dare anche dei punti di riferimento. Quindi complimenti a Massimo Condorelli e alla sua famiglia per questa bella iniziativa, e Belpasso credo adesso possa godere di una struttura sicuramente importante. Il fatto che tutti questi bambini, come vedi, attorno a noi stiano giocando con grande gioia significa che l'obiettivo è stato raggiunto. Poi ad un bambino devi dare il gioco, cioè la possibilità di giocare, di divertirsi, di passare tempo, di integrarsi, e quindi grazie anche a voi che con la vostra emittente state amplificando questo messaggio di grande solidarietà. Per il resto, per quello che ci è possibile, insomma, noi siamo a disposizione. Io conosco Massimo Condorelli, che è il patron di questa iniziativa. Lui già parla da sé, è una persona molto generosa, dal cuore generoso, lo conosco da 30 anni sia come manager che come adesso so che è in politica, quindi il suo cuore lo mette a disposizione, ma non per trarne benefici, perché proprio è un comando che ha dentro di lui. Quindi grazie a Massimo che fa queste iniziative per questi giovani, perché molte volte le istituzioni non ci arrivano, quindi c'è di bisogno che molta gente si avvicina, se posso dirlo, mette la mano in tasca, che è anche bello, è una gioia dare. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, ecco, se posso usare un passo biblico. Quindi grande Massimo, bravo Massimo, e mi auguro che tutti quanti e in questa operazione e in altre operazioni diciamo sempre presente, perché la solidarietà appartiene a tutta l'umanità. Sì, un'inaugurazione importante dove l'amministrazione non c'entra, ma c'entra un privato. Sarà retorico dirlo in questi casi, si rischia di cadere nel banale, però sono dei gesti davvero importanti perché sono rari, di questa portata, di questo tipo, quindi si arricchisce sicuramente una comunità di giovani. I giovani, lo sanno tutti, si dice sempre, hanno bisogno di attività sportiva e di sport, e quindi secondo me ha fatto uno dei più bei regali che poteva fare a questi ragazzi.
moltissimi belpassesi si spendono tantissimo per le persone bisognose, e devo dire anche oggi Massimo Condorelli ha fatto una cosa spettacolare, perché questo istituto da tantissimo tempo accoglie tantissimi minori, da tantissimi, proprio tanti anni, e devo dire questo campetto per i bambini è fondamentale, perché hanno finalmente un posto dove giocare, non farsi male, soprattutto perché è importante. Belpasso oggi è grata a Massimo Condorelli, credo che lo sia grata a tutta la generazione belpassese, dai giovani di oggi ai giovani di allora, perché l'Istituto Sava è un'istituzione che nasce negli anni 50 e per volontà di Padre Vasta è stato creato questo istituto per i bambini in difficoltà, come casa famiglia, e Massimo ha fatto un gesto, gliel'ho già detto in altra sede, un gesto unico che credo che solo una persona con una grandissima sensibilità possa fare. È un gesto che veramente, considerando i tempi stretti un po' di tutte le famiglie, è un gesto veramente di grande solidarietà. Vorrei dire che stasera questo evento diversifica due aspetti nella città di Belpasso. Uno, quello atipico, che ormai avviene in maniera molto rara, che è un privato, perché di fatto Massimo Condorelli, che ha donato questa struttura, che ha fatto in modo di rimettere in piedi una struttura molto importante soprattutto per i ragazzi, che potrà essere vissuto ogni giorno, appunto è un cittadino privato. Dall'altra parte si diversifica, perché ancora una volta denota come l'altro ruolo di Massimo Condorelli, quello di delegato agli eventi da parte di Carlo Caputo, denota che è un'ottima scelta, ovvero Belpasso può investire su risorse umane molto importanti, e dare questa struttura all'Istituto Romeo Sava denota come c'è un ricambio generazionale delle strutture che si mettono ai vertici per far sì che l'impianto di solidarietà a Belpasso è ben forte, messo nelle mani di chi davvero ha il contatto con la gente oltre che nelle istituzioni. Una presenza importante qui nel contesto di questa inaugurazione del campetto presso la Fondazione Romeo Sava, una fondazione che questa sera ospita addirittura un altro sindaco dell'Interland catanese. Abbiamo il sindaco di Mascalocia, Leonardi. Signor sindaco, è bello averlo qui, anche perché è la dimostrazione che la solidarietà non deve abbracciare soltanto un piccolo centro come quello di Belpasso, ma anche tanti altri piccoli centri limitrofi. Sì, diciamo che collaboriamo molto con le amministrazioni limitrofe. Belpasso ha un rapporto di grande collaborazione con l'amministrazione di Mascalucia, per cui ringrazio il sindaco Carlo Caputo, ringrazio Carlo Sinatra, che è il presidente della fondazione e mi ha invitato, non potevo non essere presente a questo bellissimo momento, e faccio i complimenti a Massimo Condorelli, perché donare è sempre qualcosa di bello, è sempre qualcosa di costruttivo. Noi tra l'altro lavoriamo a stretta collaborazione con la fondazione, perché abbiamo qualcuno dei nostri ragazzi ospitato in questa bellissima struttura, per cui una struttura che cresce, che si arricchisce anche grazie e soprattutto grazie all'intervento dei privati. Una serata stupenda, come l'hai classificata tu, sei contento Massimo? Molto contento, non ci poteva essere di meglio. Sono contento per questi amici che sono venuti a trovarmi, ringrazio Salvo La Rosa, ringrazio Carmelo Morgia per ancora avermi dato affetto e stima in quello che io faccio e dove io metto il cuore. Sono sempre presenti in prima linea e di questo li ringrazio.
Vogliamo anche ringraziare alcuni partners che sono stati importanti per coronare un sogno, quello di inaugurare un campetto per i bimbi. Ma ci mancherebbe. Prima di tutto permettimi di ringraziare coloro che sono stati i veri protagonisti di questo campetto, cioè i vari Carmelo Russo, Turi Marino, Carmelo Merennino, Sebastiano Grande, gente che ha messo veramente il cuore in questi mesi lavorando sodo dalla mattina alla sera. Ringrazio l'azienda di Angelo Puleo, ringrazio chi come la Mondo ha fatto un grande gesto di beneficenza sposando il mio progetto. Infatti la Mondo mi ha mandato un bellissimo container contenente questi borsoni con dentro 2 palloni, e voglio ringraziare Giancarlo Gola, responsabile proprio della Mondo, perché questi borsoni io li girerò esclusivamente ai bambini, quindi ogni bambino avrà il loro borsone e sono felicissimo per loro. Verrà autografato il pallone da Salvo La Rosa e Carmelo Morgia, quindi se ci vuoi mettere l'autografo anche tu, con piacere, sicuramente in questa giornata di festa. Grazie a tutti amici e che dire, al prossimo appuntamento di solidarietà.